Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview dopo l'incubo del Duca. Serve almeno l'orgoglio al Massimino per il Catania nella gara di ritorno della semifinale dei playoff fra i rossazzurri e l'Ascoli dopo il 4-0 per i bianconeri nella partita di andata. Parleremo ovviamente della gara di andata che è fresca perché, come sapete, preview in questa fase dei playoff è andato in onda 2 volte a settimana a dispetto della canonica una volta in cui va in onda la trasmissione, però chiaramente è fondamentale andare a vedere anche cosa succederà nella gara di ritorno e soprattutto qual è l'attesa di questa partita, un'attesa difficile, un'attesa complicata ovviamente, soprattutto per quanto è successo all'andata. Vi presento i miei ospiti che sono Saro Foti, ciao Saro, ben ritrovato. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. E Salvo Bianchetti, Salvo. Buonasera a tutti. Ben trovato buon anche pomeriggio a te. a tutti. E anche il nostro ovviamente Ermanno Florio, ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti quanti. Non c'è invece la nostra Anna per questa puntata, per cui fra un po' vedrete il numero in sovraimpressione, ovviamente potete mandare i vostri messaggi, impunemente sarò io a riceverli e a smistarne quanti più possibili ai nostri ospiti. Lo so che siete tutti tristi per questa assenza, ma comprendo il vostro sguardo di tristezza. Un saluto alla nostra Anna, ovviamente. Intanto andiamo a fare il punto della situazione, andando a vedere quello che è il tabellone delle partite in programma per la giornata di domani, che poi è la semifinale, per cui Union Brescia Salernitana, ritorno ovviamente della semifinale alle ore 20, Catania Ascoli invece alle 21, in caso di parità, ricordiamo, nei 180 minuti supplementari e rigori, un discorso che vale soprattutto purtroppo per la prima partita, cioè Brescia Salernitana, che all'andata è finita 1-1. Possiamo riassumere tutto anche attraverso il tabellone dei playoff, siamo arrivati fino alle semifinali, andiamo a pescare appunto il tabellone nell'incrocio tennistico che abbiamo ripreso attraverso la grafica, eccolo qua, con il punteggio delle partite di andata, Salernitana Brescia 1-1 e, come tutti sapete, Ascoli Catania 4-0 con le partite di ritorno secondo l'orario che vi abbiamo detto in precedenza e le 2 finali con la vincente. Dobbiamo continuare a dire così, ed è giusto continuare a dire così, fra Ascoli e Catania, che giocherà in casa la partita di ritorno, quella del 7 di giugno. Allora, vado subito da Salvo e da Saro per sentire un po' quello che è il vostro commento, perché sulla partita di andata, su quello che avete visto, su che cosa è successo secondo voi, sul perché il Catania l'ha interpretata in quel modo. Fate prima Salvo, non fate, io comincio, sono contento che sto pomeriggio qui anche perché c'è il mio amico Saro Foti che è stato uno dei migliori tecnici giovani emergenti in un certo momento della vita calcistica. Certo. Però tutti i catanesi di solito non hanno mai fortuna nel loro Interland, diciamo. E, tornando alla partita del Catania, adesso i tifosi, ho parlato con tanti tifosi, no? C'è quello ottimista, magari di molti tifosi, facciamo 5-0, quello pessimista. No, che sono in minoranza, diciamo questo. Sono quelli pessimisti che invece si ormai fa. La verità è che il risultato non è semplice, diciamo, da ribaltare, anche perché l'Ascoli è una squadra, io ho andato a vedere i tabellini di tutto il giorno di ritorno, l'Ascoli, i risultati dell'Ascoli sono sempre 1-0, 2-1, 1-0, solo una partita ha perso 3-0 a Campobasso, che però era l'ultima partita di campionato, mi sembra. Sì. Quindi, e l'Ascoli onestamente in quella gara ha dimostrato di essere una signora squadra, perché era compatta, giocava palla a terra, applicava i principi del calcio moderno, non ha avuto paura, ha attaccato. Anche quando poi era in vantaggio non è che ha gestito il risultato, ha cercato di fare sempre qualche gol in più, addirittura l'allenatore ha messo anche un attaccante in più negli ultimi minuti. E quindi non è una partita semplice, voglio dire, è una partita che il calcio è aperto a tutti i risultati, però
voglio dire, è una partita che per il Catania non è una partita semplice. Non è una partita semplice, lo sappiamo, non lo sarebbe stato nemmeno con uno 0-0, chiaramente con un 4-0 sul groppone, che è maturato, è vero, soprattutto nel secondo tempo, Saro, ma anche per via di un'impostazione tattica magari che ha lasciato molto a desiderare, o almeno di ciò che si è visto, soprattutto nel primo tempo, quando il Catania ha praticamente rinunciato a giocare. Intanto ricambio il piacere di essere qui assieme a Salvo, perché è veramente un amico vero e sincero. Sì, in effetti l'approccio alla partita è stato forse il peggiore che il Catania poteva avere in una partita del genere, dove probabilmente, al di là di una idea di partenza, di essere un po' guardinchi, quello di giocare in attesa, di studiare un po' l'avversario, c'è stata una contrapposizione in termini probabilmente di eccesso di tensione nervosa. La squadra sembrava non essere rapida sulle gambe, sembrava essere 2 o 3 giri in meno rispetto all'avversario, e questo avviene tante volte quando l'incontro tra la razionalità e la linea della tensione non si incontrano perfettamente. Io dico che per essere al top della condizione nervosa in una partita importante, ovviamente, come questa, non bisogna alzare la tensione oltre la linea orizzontale. La linea della tensione io la configuro come verticale, la linea della razionalità come orizzontale. Quando queste due linee si incontrano, secondo me, secondo la mia esperienza, il calciatore riesce a dare il massimo. Se la linea della tensione sfora, va oltre, si ha un effetto contrario. Dici che c'è stato anche un troppo sentire questa partita? Secondo me sì, perché è impossibile che la squadra... Anche se Toscano poi ha parlato di problematiche, di varie problematiche, no? Alla fine della partita, i tanti giocatori che sono arrivati, ha parlato proprio chiaramente di abbiamo tirato il collo, no? Qualche giocatore. Beh, qualche, ma tutta la squadra, tutti. Io ripeto, presumibilmente un eccesso di carica agonistica, di tensione, ha giocato un brutto scherzo ed è stata la classica giornata no della squadra. All'altro lato un avversario che invece era pulito, ordinato, con una grandissima circolazione di palla, un possesso di palla splendido, e questo secondo me ha messo ancora di più in imbarazzo il Catania, perché non è riuscito a trovare immediatamente le contromisure. Andiamo a vedere alcuni dati della partita del Duca, dopo che queste sono le immagini impietose ancora, ovviamente, per i tifosi del Catania. A proposito, c'è una nota congiunta della curva sud e della curva nord, la leggeremo fra poco, così come c'è un messaggio del presidente del Catania Pelligra nei confronti della squadra e dei giocatori. Anche quello leggeremo fra poco, perché sono arrivati proprio da... qualche minuto alla nostra redazione, ma intanto andiamo a vedere questa grafica, perché con Ermanno vi facciamo vedere un po' quello che è successo, numeri alla mano, nella partita del Duca, partendo ovviamente da questo dato impietoso che leggiamo all'inizio, no? 2,30 contro 0,32. Ricordiamo intanto che l'XG non è altro che una pericolosità accumulata da quelle che sono le azioni offensive della squadra. XG dell'Ascoli a 2,30, e poi realizzati sono 4 i gol per i marchigiani, mentre il Catania praticamente ha un XG pari a 0,32, molto molto basso, frutto di quelli che sono comunque i dati successivi, quindi solamente 8 tiri, di cui uno in porta. Tra l'altro l'unico tiro in porta è stato fatto da Caturano, se non erro dopo il 70°, quindi il Catania che praticamente nei primi 45 minuti non ha neanche varcato, 66esimo per l'esattezza, sì, 66esimo per l'esattezza, mentre l'Ascoli è stata sempre nel pallino del gioco, e si vedono i passaggi in avanti. Vedi l'Ascoli, la cosa che volevo farvi vedere è il fatto che, come ha detto benissimo il mister, l'Ascoli ha fatto vedere
delle ottime idee in fase di possesso, ma delle idee che non erano solamente di un possesso orizzontale, ma era un possesso sempre indirizzato verso la verticalità, verso la porta avversaria, e questo si vede con quello che sono il 53% dei possessi che vengono portati e portati con successo nella metà campo avversaria. Quindi loro il concetto di sviluppo, non solo di costruzione, ma costruzione per lo sviluppo, e i passaggi in avanti che sono 209, di cui l'82% sono passaggi ben 209 passaggi avanti contro 80 errotti del Catania. Che poi ovviamente andranno poi alla fine a valutare su quello che è il possesso palla finale, che vede un 73% dell'Ascoli. E che ti ricordi era molto più alto alla fine del primo Marco, tempo, no? Il primo tempo 82-18. ma ci ha fatto vedere dei momenti dove l'Ascoli ha avuto anche il 90% alla mezz'ora del possesso palla, e il Catania che praticamente non la toccava mai. Questo è un punto che Ermanno ha toccato nella scheda grafica, che poi magari completiamo, di cui però volevo discutere con voi, perché è vero che la scelta era chiara, no, all'inizio, anche la scelta di Celli per Donnarumma, quel 5-4-1 in fase di non possesso del Catania, era un Catania che ha cercato inizialmente di contenere. Il problema però è che non è mai ripartito. Cioè, io capisco una scelta, mister, lei mi può spiegare meglio, no? No, ma è semplice. Oggi il calcio è sviluppato in funzione del gol. Cioè oggi le squadre giocano per segnare. Non ci sono più squadre che giocano come una volta, che uno si accontentava dello 0-0, facciamo un punto a testa. Oggi si gioca per segnare. E tu, una volta un allenatore mi ha detto, per vincere bisogna segnare, per segnare bisogna tirare in porta. Allora, il Catania è stato troppo basso. Mettiamo che l'Ascoli è stato molto bravo, no? Nel possesso di palla, verticalità, orizzontale, eccetera, tutte le parole che possiamo dire. Però a quel punto il Catania deve avere un po' di coraggio, perché loro partivano dalla loro difesa, non è che lanciavano la palla. Quindi li devi andare a prendere più in alto. Deve avere, oggi il calcio è gioco offensivo e coraggio. Vediamo il Como, che va in Champions. Qualcuno ha accostato un po' le vicende, no? Soprattutto perché il Como veniva dal calcio dilettantistico, qualche anno fa era lì. Esatto, adesso quindi meritato, perché giocano come si gioca oggi. Io ho la palla, ho gli appoggi, ho il verticale, ho il sostegno dietro, e tu vedi che nel campo si muovono i giocatori nel modo giusto, e la palla va fluida, hanno fatto delle azioni bellissime. Il Catania, secondo me, non c'è stata una lettura all'inizio giusta della partita, perché il loro veramente uomo in più era quel giocatore di colore sulla fascia sinistra. Guiebre. Mamma mia, questo era veloce, aggressivo, si inseriva, faceva l'ala. Faceva la seconda punta, la volta giocava sotto Gori. Esatto, e ha fatto anche il gol. Catania ha subito tantissimo. E lì invece non siamo riusciti a contrastarlo. Poi la differenza, secondo me, ma questo è tutto l'anno del Catania. Catania gli manca un giocatore che mette ordine al centrocampo. Questo è stato il neo, perché c'ha 3 difensori, gli esterni e 2 mediani difensivi. Lo vedremo anche con alcuni tagli che ha fatto Ermanno. Nel frattempo, a proposito delle statistiche della gara d'andata, vi faccio vedere quest'altra grafica che abbiamo preparato. In nero vedete l'Ascoli, la linea nera, no? E la linea azzurra è invece quella del Catania. Si parla del possesso palla e della percentuale di duelli vinti. Ermanno, a sinistra c'è il possesso palla, a destra la percentuale di duelli vinti. Guardate il possesso palla come cambia durante la partita per quanto riguarda l'Ascoli e il Catania, con l'Ascoli sempre avanti fondamentalmente, diventa piatto tranne una fase solamente sì, dal 46esimo in poi, dal 46esimo al 60esimo, principalmente, dove, come ha detto benissimo il mister Bianchetti prima, il Catania cerca di attuare una pressione molto alta e l'Ascoli ti ha lasciato un pochettino giocare, però poi anche nel finale è stato un crescendo del possesso palla dell'Ascoli. Però il dato pauroso è soprattutto nel primo tempo, con un 79, 90, 84% di possesso palla, ma tutto relazionato. Non volevo farvi vedere solo il possesso, ma anche quelli che sono anche per la percentuale dei duelli vinti, perché ci sta anche, secondo me, come idea, perché l'ha fatto più volte Toscano, l'ha fatto anche quello che ti dicevo prima, ci sta di partire indietro, no? Ci sta mantenere il blocco basso, però è importante riconquistare, quindi vincere tanti duelli, e
ripartire in maniera veloce, ripartire in maniera concreta, ripartire con degli uomini giusti che abbiano anche la forza mentale ma anche fisica per attaccare quella profondità. Cosa che è mancato secondo me nella partita con l'Ascoli, perché nei primi 15-20 minuti c'è stata la possibilità 2-3 volte, il Catania ha recuperato palla in zona centrale, poteva ripartire, però si vedeva Casasola che sulla palla di Jimenez non parte. Ricordiamo quell'inserimento che non anche viene, non ieri viene rifacendo la telecronaca della partita ce ne siamo resi conto ancora meglio. Sì, ma anche Cicerelli più volte nel primo tempo ha toccato palla, però anche lui troppo solo, mentre l'Ascoli sembrava quasi sia in fase di possesso che in fase di non possesso con un uomo in più. Quell'uomo in più te lo dava la voglia, la forza mentale e fisica di andare a correre di più rispetto all'avversario. E anche la posizione. E anche il posizionamento che era totalmente diverso. Vi leggo qualche messaggio che l'umore dei tifosi da casa è sempre indicativo, no, di quello che è. Ci scrive Dario Curvanor, ci scrive: volete la differenza? L'Ascoli vince già 3-0 e l'allenatore, lo ricordavi tu Salvo poco fa, l'allenatore mette all'80° 2 punte, toglie un centrocampista e una punta e mette 2 punti. Per noi è pura fantascienza, questo scrive Dario legato a questa cosa. Altro messaggio: buon pomeriggio a tutti voi in studio, un appello a questi giocatori che indossano i nostri colori, domani ci vuole gente che onora la maglia, la città, un popolo con dignità e chi non se la sente non scende dal pullman. Questo dice un tifoso. E poi una domanda per Ermanno: pensavamo di avere una panchina con tante alternative, invece mi sembra che l'Ascoli ha più cambi all'altezza. Cosa te ne sembra? Non ha più cambi all'altezza, principalmente c'è una consapevolezza, una condivisione delle idee diverse rispetto a quello dell'Ascoli, perché Milanese che subentra, sì, è un ottimo giocatore, ha fatto anche la Serie A con la Cremonese, stessa cosa Ovisak, stessa cosa Shakir, sono dei giocatori che comunque hanno un vissuto, ma pensiamo a Bruzzanetti, pensiamo ad Ausilio, pensiamo a Caturano, non sono dei giocatori che messi sulla carta, paragonati con i vari cambi che ha fatto l'Ascoli, sono dei giocatori da meno. Il problema è i principi di gioco in tutte le fasi del gioco, quindi fasi di possesso, fasi di non possesso, fasi di transizione positiva e negativa, nel gruppo Ascoli erano molto condivise e poi c'era una forza mentale, una forza fisica diversa rispetto a quelli che sono secondo me i principi, che invece sono molto aleatori e sono sembrati molto aleatori per quanto riguarda il gruppo di Toscano e il gruppo etneo. Qualche altra domanda? Mi chiedono se qualcuno può recuperare. No, sicuramente Rolfini. Qualche valutazione viene fatta su Lunetta. Per il professore Foti, lei ne ha viste tante. Si ricorda di aver vissuto una partita così negativa di una sua squadra? Un primo tempo inguardabile. Ma allora, nel contesto di un campionato capita di avere giornate veramente negative e quindi dire no sarebbe da presuntuosi. La realtà è che all'Ascoli è andato tutto dritto, anche per qualche demerito del Catania, perché il Catania non ha fatto il Catania delle partite importanti. È mancata l'aggressione, è mancata la controaggressione, è mancata la capacità di accorciare con i reparti, e questo ha permesso all'Ascoli di fare il bello e il cattivo tempo, anche perché l'Ascoli ha giocato contro il Catania una prestazione maiuscola, ma l'Ascoli nel suo campionato ha perso 5 volte, quindi non stiamo parlando... Ha subito solo 23 gol in tutta la stagione. Ma 5 sconfitte li ha fatte, e quindi non è una squadra che, voglio dire, è stata un ammazza campionato. Allora. E la realtà è che è venuto meno il Catania, soprattutto nelle sue caratteristiche peculiari, perché che il Catania non abbia un punto di riferimento in mezzo al campo, come faceva notare Salvo, e che ha qualche difficoltà a far uscire una manovra pulita dalla zona nevralgica del campo, è anche vero però che ha contrapposto molta aggressività, molta forza, molta energia, che ad Ascoli non si è vista. Domanda per il professore Bianchetti da un suo ex allievo. Le chiede, anzi ti chiede: prof, come dobbiamo fare con questo Catania che ci fa sempre soffrire? Questo è il teatro. Sorridiamo anche se capiamo il momento dei tifosi, che poi è anche il nostro, da sorridere c'è ben poco. Come tifosi dobbiamo dire che bisogna stare tranquilli domani, dare la possibilità al Catania e ai giocatori di esprimere tutto quello che possono esprimere per cercare di ribaltare questo risultato,
perché se uno si mette nei panni dei calciatori non è che sono tranquilli, no? Debbono avere una grande personalità, debbono entrare in campo cercando di dare il massimo, e secondo me se loro lo fanno il tifoso poi secondo me capirà. Giusto? Se invece uno entra e pensa che di aver perso prima di giocare, il tifoso poi magari si arrabbierà. Certo, il Catania ci fa soffrire come tifoso e ci dispiace. Il calcio è strano, quindi alla fine poi se ne parlerà domani sera, no? Perché anche se i tifosi in tanti ci scrivono non vogliamo sentire parlare di miracolo, no? No, ma anche perché non è neanche corretto. In queste partite, anche in queste ultime, di solito è stata importante la prima partita, certo. Perché tutte le squadre che hanno fatto bene la prima partita, poi la seconda sono passate tutte, diciamo. Vi leggo quello che è il messaggio invece di Pelligra, almeno uno stralcio di questo messaggio alla squadra, la comunicazione da parte del Catania ovviamente, si è rivolto alla squadra e allo staff tecnico: avete le qualità e il carattere che servono per affrontare una partita di questo tipo, credo in voi, dice Pelligra, e voi dovete credere nelle vostre capacità, siete nelle condizioni di fare ciò che ha fatto l'Ascoli domenica sera, le parole di Pelligra. Date tutto ciò che avete, lottate su ogni pallone, per i tifosi, per il Catania e per voi stessi. Queste le parole di Pelligra prima della partita. È giusto, è giusto. Ed è una bella cosa, perché solitamente i presidenti dopo una sconfitta, a maggior ragione dopo una sconfitta così pesante, perdono la testa. E invece il presidente ha dimostrato con questa lettera di essere veramente di grandissimo livello. Invece questa è la nota che vi leggo, anche questa è un comunicato ufficiale di Curva Nord e Curva Sud, parlano ovviamente dei giocatori, per cui professionisti ben pagati, che avrebbero dovuto sudare la maglia e comportarsi da uomini, ma che invece hanno disonorato i nostri colori e il nome di un'intera città, un'umiliazione che sarà difficile dimenticare, dicono i tifosi, e non è concepibile né accettabile un tale atteggiamento dimesso e arrendevole in una delle sfide più importanti, la più importante fino ad ora della stagione. La tristezza e la rabbia è tanta, ma facciamo una scelta d'amore. Per questo motivo il movimento ultrascatanese, la Curva Sud e la Nord, hanno deciso di essere presenti alla partita casalinga, consapevoli che solo un miracolo sportivo potrebbe riavvicinarci all'obiettivo, ma siamo realisti e la nostra fiducia e la nostra pazienza sono finite. Questo anche qui abbiamo fatto un po' il riassunto, anche per darvi un po' l'umore di quella che è la società e l'umore che arriva dalla piazza. È giusto, voglio dire, hanno fatto un bel comunicato i tifosi, no? Perché alla fine loro debbono fare la loro parte, debbono dare la possibilità ai giocatori di giocarsi la partita, no? In tranquillità, in calma, e tocca ai giocatori adesso uscire quella determinazione, quell'aggressività che Saro diceva che sono mancati nella partita di andata. Quindi hanno l'esperienza, se 4 gol li ha fatti l'Ascoli, perché non li può fare il Catania? Alla fine il calcio si parte da 0-0. Se noi prendiamo il Palermo, no? Che aveva perso 3-0 a Catanzaro e dicevano che alla fine è fatto 2-0 e ci è andato vicino, voglio dire. Quindi un recupero si può sempre fare. Andiamo a vedere un'altra scheda tecnica, anzi scheda grafica, attraverso la nostra regia. Abbiamo messo, Ermanno, al confronto 2 dei protagonisti attesi, no, di questa partita, Cicerelli da una parte, D'Uffizzi all'altra. Al di là di come sono arrivati a questa partita, parlo delle condizioni fisico-atletiche chiaramente dei due, non ci soffermiamo ovviamente sui 2 singoli atleti, ma vogliamo mettere l'atleta nel contesto della squadra, per cui non è Cicerelli che non ha funzionato, faccio questa premessa, ma è l'intero Catania che non ha funzionato, sì. E da questi dati si vede. L'intero Catania che non permette, come ha detto benissimo prima il mister Rosario Foti, non permette al singolo, a quelle che sono le sue caratteristiche peculiari, ovvero quelli della fantasia dell'estero dei trequartisti, di poter esprimersi, perché qui vediamo proprio da questi dati addirittura l'XG di D'Uffizzi è pari all'XG totale del Catania, 0.32.
il dato è uguale. In più vediamo, a parte l'assist e l'ex-assist ovviamente di Uffizi che ha giocato tantissimi palloni, ma vediamo il doppio delle azioni svolte da Uffizi rispetto a Cicerelli, ricercato molto di più, ricercato in maniera diversa rispetto ai compagni, perché Uffizi si trovava quasi sempre in un 1 contro 1 con Casasola, rientrava tanto, era sempre accompagnato da Guiebré, sempre accompagnato da Corradini, sempre accompagnato da Rizzopinna. Molte volte Cicerelli arrivava a palla e trovava 3 giocatori in maglia bianconera, nessuno praticamente in maglia rossa-azzurra. Vediamo anche il numero di passaggi praticamente quintuplicati quelli di Uffizi. Questo ti fa capire di quanto il giocatore sia stato all'interno del gioco rispetto a Cicerelli, completamente estraniato da un gioco che ha visto il Catania semplicemente, soprattutto nei primi 45, ma lui ha giocato 59 minuti, principalmente richiedergli una cosa: difendere, fare il quarto di centrocampo in un 5-4-1, e secondo me, per quelle che sono le caratteristiche di Cicerelli che abbiamo visto nella prima metà di stagione, che conosciamo da anni ma che abbiamo visto l'anno scorso a Terni, dire o chiedere al giocatore di fare questo sacrificio e non permettergli mai in nessuna vera occasione di potersi accendere è anche qualcosa che va contro quelle che sono anche un po' le caratteristiche dei giocatori. Quindi mi dispiace vedere questi dati, mi dispiace in qualche modo poter pensare che le persone possano dire, no? Di Cicerelli o di Jimenez o di Lausilio che siano giocatori non di livello, o che siano giocatori non di Catania, mentre i giocatori dell'Ascoli sì, che è la risposta un pochettino a quello che ha detto prima il nostro telespettatore. Non è che i giocatori dell'Ascoli siano più forti di quelli del Catania o abbiano un curriculum migliore di quelli del Catania, anzi forse è il contrario, però è come questi giocatori vengono proiettati all'interno di una partita, all'interno delle idee, all'interno di quello che è un campionato che, soprattutto nell'ultima fase, da marzo in poi, ha visto un Catania sempre molto più accondiscendente più che dominante. Vi leggo ancora qualche messaggio e poi ci fermiamo, perché ne sono arrivati veramente tantissimi in questa fase iniziale della trasmissione, perché si comprende anche quello che è l'umore dei tifosi, no? Qualcuno dice: dopo la Caporetto del 24 maggio tabula rasa, nuovo allenatore, nuovi giocatori e un nuovo direttore sportivo. Ci chiede Nuccio: concordate? Serve rifare tutto da capo? Ma io credo che in questo momento è anche inopportuno aprire questo argomento, perché ancora è tutto aperto, è tutto in corsa. Giustamente, come Salvo sosteneva poco fa, le partite partono da 0-0, partite che vengono ribaltate da quasi impossibile, ce ne sono sempre state, anche in Serie A. Certo. Anche in Serie A, quindi in Champion. Quindi io credo che argomenti del genere è giusto affrontarli dopo la fine della stagione. Buonasera, concordo con il mister Bianchetti, che saluto. Ci dice Giuseppe 68, il grosso problema del Catania è stata la mancata attivazione a gennaio per sostituire Aloi. E poi vi leggo questo messaggio che dice: ciao Marco, sono Guido, tu lo sai che io sono anziano e sono dispiaciuto, chissà se arriverò mai a vedere il Catania in Serie B dopo tanti anni in cui l'ho visto in Serie A. Questo è il tenore anche di tanti tifosi del Catania che veramente vivono per questa squadra, e questi messaggi lo dimostrano, e aspettano veramente di tornare ad applaudirla sui palcoscenici che contano. Ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo per la seconda parte di preview. Ritorneremo ovviamente anche a dare uno sguardo con il nostro Ermanno a tutte le situazioni tattiche. A fra poco. Mentre qua si discute ancora, giustamente, perché il calcio è bello per questo, nonostante purtroppo il risultato negativo. Il calcio fa sempre discutere, vero? Esperienze personali, anche se mi duole, ricordare questa mia esperienza, però io ho perso una semifinale con la Spal, con il Como, in cui giocava Zambrotta, dopo aver fatto 0-0 a Como e dopo aver dominato, e i gol che abbiamo sbagliati incredibili. A Ferrara andiamo subito in gol sul calcio di rigore, subito. Loro ci pareggiano a chiusura primo tempo, sul calcio piazzato. Però il problema qual era? Che hanno cambiato il regolamento. Il gol in trasferta valeva doppio. Significava che io con l'1-1 ero fuori, dopo aver fatto 16 punti in più del Como. Capito?
Sai come è finita sta partita? Abbiamo perso 5-3 in casa. Una difesa mia che era la migliore difesa, perché la squadra è andata in tilt. Qui ci vuoi dire ogni partita fa storia. Certo, tu non lo sai come... Potrebbe essere che non succede, che l'Ascoli è capace di gestire la palla, no? Di tenerla. Ma se tu fai un gol subito, che ci può stare, no? Un calcio d'angolo, e poi ne fai un altro, e la squadra va in tilt, capito? Chissà se sarà d'accordo con questa considerazione il collega Massimiliano Mariotti della Gazzetta dello Sport, collegato da Ascoli, perché così ci può dare insomma l'idea. Ti vedo sorridente, ma ovviamente non c'entra il 4-0, no Massimiliano? Ciao. Ciao, buon pomeriggio, ben ritrovati. No, sorridente più che altro perché stavo ascoltando quello che stavate dicendo in studio e sinceramente lo condivido, perché in realtà sì, è vero, il 4-0 è un risultato pesantissimo, è molto difficile da ribaltare, però a volte il calcio, lo sport, il mondo delle imprese sportive ci regala delle situazioni o dei colpi di scena pazzeschi, e quindi io resto dell'avviso che c'è una gara da giocare. E lo stesso Tomei alla fine della gara d'andata è stato molto chiaro. Dato non ci sono trionfalismi, per lui non c'è da festeggiare nulla, ma c'è da giocare un'altra partita difficilissima su un campo difficilissimo. Ed è quello che è il Massimino, un campo sicuramente difficilissimo. Che cosa ti aspetti sotto l'aspetto tattico? C'è qualche possibile variazione sul tema? Sul tema non credo, perché il 4-2-3-1 di Tomei resterà sicuramente quello il sistema, magari sugli interpreti. Sì, probabilmente anche il vantaggio che ha in mano l'Ascoli consentirà al mister di fare delle turnazioni in qualche ruolo per far rifiatare qualcuno. Chiaramente adesso si sta giocando con temperature molto alte e quindi far riposare qualche elemento che è arrivato a fine campionato con maggiore stress fisico potrebbe consentire di farlo recuperare bene per un eventuale finale. E dal punto di vista della filosofia o del tema non credo che cambierà molto rispetto alla gara di domenica. Probabilmente rivedrete e rivedremo lo stesso Ascoli che non verrà a speculare sul risultato, ma cercherà comunque di imporre i propri ritmi e di gestire la partita. In questo però probabilmente Tomei si potrà permettere un avvicendamento a centrocampo tra Corradini e Milanese, che è stato un po' quello che è stato operato su larga scala nel corso della stagione, e il punto fermo resta Damiani, mentre davanti le soluzioni possono essere possibili. Credo un Shaqiri dal primo minuto al posto di Gori, anche perché Shaqiri comunque sta facendo bene ed è in buone condizioni, e nei tre trequartisti si potrebbe ipotizzare che si riparta così, perché Del Sole e Galuppini non hanno i 90 minuti nelle gambe, oppure al massimo un avvicendamento sulla sinistra tra Duffizzi e Ovisak. In difesa chiaramente l'infortunio di Nicoletti e la squalifica di Menna non offre grandi possibilità. Esatto, e l'unica potrebbe essere Pagliai al posto di Guiebre a sinistra, una soluzione spesso vista in campionato. È chiaro, ma anche se non penso, soprattutto all'inizio considerando la partita che ha fatto Guiebre, ti lascio, ma prima ti faccio una domanda: qual è il vero punto debole dell'Ascoli? Perché noi chiaramente nella partita di andata ne abbiamo visti pochi, ma un punto debole ci sarà, visto che questa squadra non è riuscita ad arrivare in Serie B subito durante la stagione regolare. Ma un punto debole possiamo parlare del fatto che comunque l'Ascoli, essendo una squadra che gioca e cerca ampiezza e profondità e metri, nel corso della regular season le squadre che paradossalmente hanno creato più problemi sono state quelle di bassa classifica, quelle squadre rapide, veloci, chiuse a riccio nella propria metà campo,
però poi pronte a ripartire in transizione con azioni di contropiedi rapide, con giocatori di gamba. Faccio un esempio: la Torres venne ad Ascoli e mise in difficoltà i bianconeri, pareggiando dopo il vantaggio dell'Ascoli e passando addirittura in vantaggio con questo genere di strategia. Poi là pareggiarla all'ultimo secondo, al 95esimo, però diciamo che se c'è un modo di giocare che può dar fastidio è questo. Chiaramente poi quando si recupera la palla bisogna correre veloci negli spazi eventualmente concessi, perché altrimenti poi l'Ascoli, l'avete visto, è una squadra che pressa alto e se recupera la palla praticamente ti chiude nella tua metà campo. Grazie Massimiliano Mariotti, grazie per la tua collaborazione, un abbraccio, e per le notizie che arrivano da Ascoli. Un abbraccio a te e alla prossima. Allora, io fra un po' vi vado a dare un'infornata di messaggi, ma intanto chiedo alla regia di andare a guardare un po' di qualche analisi tattica che abbiamo fatto attraverso i tagli, Ermanno, partendo dalla fase di non possesso del Catania, soprattutto sulle seconde palle e le ribattute, dove vedremo il taglio sarà della parte iniziale. Nonostante il 5-4-1 iniziale in fase di non possesso, il Catania poi di palloni ne recuperava sempre pochissimi. Sì, perché diciamo poi nel punto di caduta di alcuni palloni, di alcune situazioni, il Catania era spesso lontano, spesso sfibrato, e questo permetteva all'Ascoli di recuperare tanti palloni. Qui vediamo su questo cross la ricerca di Uffizi, che tra l'altro era libero. Su questa seconda palla arriva Guiebre, che praticamente da solo dentro area, vediamo addirittura 9 giocatori in area del Catania, e anche in quest'altra ribattuta con la presenza addirittura sempre di 9 giocatori del Catania, su questa seconda palla arriva Corradini che cerca la porta. Questo per farti capire intanto la densità dei giocatori dell'Ascoli, ma soprattutto la reattività dei giocatori dell'Ascoli nel vincere il duello. Qui invece c'è un'uscita dalla pressione ottima, perché escono con una costruzione anche col portiere e ricercano il lato debole. Questo è il gol del 2-0. Quello che dicevamo prima, no, di Duffizi, la ricerca costante di Duffizi. Qua vedi come viene cercato e come per lui è un piacere lavorare su quelle situazioni di 1 contro 1 costante. Bravo Casasola qui a fermarlo con un tackle, però su questa seconda palla anche qui è più veloce, più rapido l'Ascoli a prendere il pallone, e soprattutto è lento il Catania con Jimenez di Tacchio a chiudergli lo spazio, perché Guebre non calcia di prima, ma fa un tocco, guarda, prospetta diciamo, il tiro in porta e poi calcia. E in queste situazioni, in questa lentezza, in questa mancanza, ma fa un gol bellissimo. Un gol bellissimo, assolutamente. È un gol da fare vedere davvero ai ragazzi della scuola per come è stato l'impatto sulla palla. Con l'esterno straordinario. Tenendo la palla bassa. Però la cosa che fa un pochettino riflettere è il fatto del Catania, che comunque ha tanti giocatori in zona, però pochi giocatori che velocemente sanno attaccare e riconquistare il pallone su quelle palle vaganti. Mister. Il Catania era così, era a livello di aggressività zero. Livello fisico quello aveva una marcia in più, quindi in questa partita non c'è storia, secondo me. Io quello che vorrei dire, e lo vorrei dire al mister qui, amico mio, ti è capitato, mentre fai tu la tua professione, a me è capitato che mentre giri tu per la città o per il paese, a seconda dove alleni, in base all'umore della gente già eri sicuro di vincere, perché era la gente che credeva in te. C'erano delle partite che io dicevo oggi vinciamo sicuro. Ora io vorrei far trasmettere questa cosa ai tifosi nostri. Crediamoci, cioè andiamo allo stadio cercando di creare un alone positivo attorno alla squadra. Cioè diamogli sta possibilità ai giocatori di esprimersi, di non avere paura, diciamo. È più complicato dopo un 4-0. Sì, è più magari complicato. A 0-0 però secondo me queste cose esistono. Quando attorno a te c'è fiducia, tu esci fuori delle tue energie che pensi di non avere, e magari ribalti una situazione complicata. Capito? Poi è logico che la salita c'è. La salita è ripida, ripidissima. Ermanno, torno da te perché per l'Ascoli è stato abbastanza facile, no, trovare anche giocatori
fra lì, nonostante tutto, no? Andiamo a vedere anche gli inserimenti. Facile più che altro mettere in mezzo i giocatori del esattamente, Catania. Ecco, vedi qua in questa situazione, questo è palesemente un 3 contro 2 dove Gori viene marcato o marcato a vista da 3 giocatori che guardano solamente la palla, triangolo facilissimo tra Gori e Silipo che entra dentro, troppo facile ricercare l'aria, vedi l'inserimento costante di Duffizzi sul secondo palo, ma anche di Guiebre che attaccava l'aria e di Rizzopinna, e anche la libertà al limite dell'area di ricercare Damiani. Qua vediamo un'altra situazione, vedi il Catania, qua il Catania che comunque era scollato anche perché non era andato bene in pressione, quindi sulla costruzione dell'Ascoli si erano trovati degli spazi. Duffizzi rinnova quello che è l'1 contro 1 costante con Casasola, e in questo preciso frame Corradini gira la testa, vede che Gherardi non lo guarda, Di Tacchio non lo guarda ed è tanto distante da lui, capisce che può entrare in quello spazio tra i due difensori del Catania, e sul cross è totalmente libero per attaccare la porta. Tra l'altro su questo cross c'era Miceli, Pieraccini e Celli che marcavano 2 giocatori, quindi era un 3 contro 2 e in questo caso una scalata veloce poteva pareggiare la soluzione. Qua vediamo un altro inserimento praticamente non seguito e non coperto da parte di Galuppini, che trova facilmente Ovisac. Guarda qua Casasola come si disinteressa quasi completamente del suo marcatore, Ovisac che entra dentro area come fosse a casa sua, la sterza e salta Gherardi in maniera Gherardi che non lo tiene e la palla in mezzo. No, ma poi addirittura sono 1 contro 2 1 contro 2 e Milanese che entra facilmente in quello spazio che era lo spazio da coprire per i difensori, ma da coprire anche per il portiere, perché quella è una linea dei 5 Posso metri. dire una cosa? Certo. Ovviamente non si cercano scuse, è una squadra con lo spessore tecnico complessivo che ha il Catania, scuse non se ne cercano, però l'assenza di un giocatore come Di Gennaro dietro si sta sente. pesando più del previsto, perché è un giocatore di personalità che avrebbe dato anche una mano agli altri. Io da quando non c'è più lui dietro ho visto un Catania in netta difficoltà. Ma poi un leader difensivo, leader dello spogliatoio, parlava sempre con la stampa, era personalità, uno che sa guidare anche i compagni. Sì. Mi sa che proprio in questo momento non c'è stato nessuno in grado di poter dare la mano al Diciamo che sarà per l'assenza di Di Gennaro, sarà per magari anche l'avvicendamento tecnico, tutto quello che è successo durante gli ultimi mesi della stagione regolare. Certo che il Catania aveva una certezza che era la difesa, e nei playoff, nelle ultime 2 partite ha preso 7 gol. Questo è un dato di fatto, lo dicono i numeri, no? Difatti io dico, tutte le volte che ho potuto parlare del Catania, dico sempre che il Catania non ha una squadra di grande personalità. E questo sono d'accordo. E questo io lo rinnovo. E allora quando mi hanno insegnato che quando tu non hai grosse personalità, la personalità deve essere il gioco. Quando non hai un leader nella squadra, ci deve essere il gioco leader è il gioco. E allora non hai il leader che ti risolve le cose, che ti porta avanti la squadra, che si mette sulle spalle i compagni, e il leader deve diventare il gioco. Però se tu giochi sempre dietro, non giochi, e allora ti mancano tutte e 2 cose ed è difficile poi affrontare le partite. Andiamo a vedere le statistiche a confronto della partita fra Ascoli fra Catania e Ascoli. Andiamo a vedere qualche dato che un po' dà il senso di quello che è anche il momento delle due squadre. Ve ne faccio leggere 2 soprattutto. La vittoria negli ultimi 3 mesi, 9 su 11 per quanto riguarda l'Ascoli, 2 su 13 per quanto riguarda il Catania. Gol fatti e gol subiti nei playoff, 3 fatti, 7 subiti per quanto riguarda il Catania, 5 gol fatti, 0 subiti per quanto riguarda l'Ascoli. Questo dà un po' il senso, oltre a tante cose, Ermanno, che vediamo ma che abbiamo già visto nella puntata precedente, no? L'età media, il valore. Sempre il discorso c'è il monte ingaggio del Catania. Esatto, il monte ingaggi. Il monte ingaggi del Catania è praticamente il triplo di quello dell'Ascoli. Questo ti fa capire che effettivamente delle scelte sbagliate sono state fatte, perché se si arriva adesso con mancanza di lucidità, mancanza di freschezza, mancanza anche di qualità, no? Di qualità, vuol dire che effettivamente puntare su tanti giocatori che già superano i 30 anni
alla lunga non ti ha portato a vincere il campionato, alla lunga non ti ha portato a essere competitivo, a differenza invece di quello che ha fatto l'Ascoli, che ha puntato, come ha detto benissimo il mister, su che cosa? Non tanto sui giocatori di esperienza, sulla leadership, ma ha puntato sul gioco e ci ha creduto sul gioco, e per crederci sul gioco ha avuto bisogno di tempo. Abbiamo visto anche l'età media, a parte gli ingaggi che sono totalmente diversi, anche l'età media che invece è più bassa, no? Sì, da una parte e dall'altra si spiegano le ed due è più cose. facile anche per un allenatore come Tomei sviluppare un'idea di gioco con giocatori che sono anche un pochettino più giovani, più freschi e hanno una mentalità un pochettino più aperta rispetto ad altri tipi di giocatori, perché l'Ascoli, ricordiamo, è vero come ha detto benissimo il mister, di girone di ritorno l'ha fatto perfetto, se non col Campobasso e il pareggio col Potenza, ha fatto una rullata infinita di vittorie, però nella prima fase, soprattutto nelle prime 10 partite, Tomei non stava sviluppando il gioco che ha fatto vedere ora o le vittorie che ha fatto vedere nel girone di ritorno. Questo perché? Perché ovviamente c'è bisogno di una programmazione non basata sul risultato immediato, ma c'è bisogno di una programmazione basata sul risultato alla lunga distanza, ed è difficile, e c'è bisogno là di un cambio anche di idea. Anche di idea, sì, perché a Catania forse è ancora più difficile che da altre parti. Il problema è che il Catania sbatte la testa da questo discorso dal 2014, cioè sempre quello. E con la nuova società dagli ultimi 3 anni. Però ti dico, abbiamo visto molte volte susseguirsi allenatori, anche allenatori bravissimi, perché abbiamo visto Lucarelli, abbiamo visto tanti tecnici comunque molto validi, che però molte volte non gli si è dato neanche il tempo di potersi esprimere. Perché per me un allenatore come Tabbiani, che era un allenatore giovane... Le scelte sono state... Il Catania ha cambiato tanti allenatori in questi... Prendiamo solo la società attuale, ha cambiato tanti allenatori, però, ha cambiato tanti direttori sportivi. Per cosa? Per qual era l'obiettivo? L'obiettivo era la promozione? Ma se tutti questi errori si susseguono e si ripetono nel corso di questi 3 anni, vuol dire che la scelta non è stata corretta. Allora, datemi un po' di tempo perché vi faccio qualche domanda, perché ne sono arrivate veramente tantissime. le vado a leggere piano piano. Allora, innanzitutto qualcuno ci chiede, secondo voi che partita farà mercoledì l'Ascoli? Aspetterà o farà sempre il suo gioco, considerando il punteggio dell'andata? Secondo me una squadra che gioca come ha giocato domenica è una squadra che non aspetta, forse non sa neanche aspettare, è una squadra che farà di tutto per giocarsi la sua partita, come se partisse da un normalissimo 0-0. Sì. Sono d'accordo, perché voglio dire, poi se io faccio la partita, la palla ce l'ho io e non ce l'ha l'avversario, no? Il tempo passa. Parlare di rimonta ci dicono è utopistico, basta giocatori sazi, largo ai giovani, un po' il discorso che facevamo prima. Io credo sempre che ci vuole una via di mezzo, no? Perché non puoi pensare che siccome è giovane è bello e siccome un po' in là con gli anni, diciamo, per cui per un giocatore dai 30 in su è brutto. Secondo me ci vuole il giusto mix, no? Assolutamente, i giovani hanno bisogno dell'esperienza anche di chi li guida, di chi li aiuta, di chi suggerisce la parolina all'orecchio prima di entrare in campo, no? Che la pacca sulla spalla, i consigli. Quindi una squadra di ventenni sicuramente farebbe fatica in un campionato di Serie C. Ma di solito è un misto, no? Nelle mie università c'era scritto esperienza mater sapienza. E non me la dimentico mai questa frase. Anche quella ci vuole. Certo, ci vuole, solo che le squadre oggi si fanno con 2, 3, 4 diciamo, giocatori esperti, no? L'ossatura, e poi sono categorie dove bisogna correre e dove bisogna, come ha detto Ermanno, praticamente bisogna... ai giovani gli si può insegnare le idee che io come allenatore ho bisogno di tempo, però è la programmazione lì della società che me lo deve dare, no? Perché se l'Ascoli vincerà, passa il turno, è un lavoro iniziato a settembre, no? Dove magari hanno iniziato lentamente, no? Magari perdevano delle partite, però quell'allenatore ha lavorato e poi magari adesso sono arrivati in forma e magari raccolgono i frutti. Molti allenatori, positivo tranne Campobasso, come dicevi molti allenatori, non è il caso assolutamente di Toscano, però spesso gli allenatori vogliono tutta una squadra anziana, grande, perché si lavora di meno.
perché l'anziano già sa quello che deve fare. Sai cosa? Spesse volte, se io mi vado a prendere una difesa, gioco a 3, i 3 esperti, non c'è bisogno che li alleno perché loro sanno cosa vogliono. Ma questa è un'arma a doppio taglio, perché poi alla lunga bisogna avere anche... Come dicevamo prima, ci vuole il giusto mix, Esatto. no? Per cui magari avere un'età media di 29 forse un po' troppo, però nemmeno si può pensare di averla di 22. Anche perché in Italia com'è? Un ragazzo di 23 Ecco. anni per noi è ancora giovane, infatti. all'estero è vecchio già a 23 anni, quindi... È vero, e chi ne capisce più di logico. voi, insomma, di calcio giovanile, anzi su questo ci siamo presi un appuntamento con Saro Foti e se vuole anche con Salvo Bianchetti magari tenteremo di fare prima o poi una puntata proprio sul calcio giovanile. La signorilità di Pelligra, ci scrivono, e anche lo sperpero di tanti bei soldini meriterebbe la performance di allenatori e giocatori che dovrebbero dare la loro anima in campo, quello che non è successo nell'ultima partita. Questo è un tema che già avete affrontato. No? No, ero un attimo disattento perché è arrivata la telefonata di Pippo Cristofulli, che è il presidente della FIGC, se no mi ha chiamato. Certo. Ora magari lo chiamiamo. Ma guarda Marco, io credo che subito dopo la partita i primi ad essere mortificati sono stati Mimmo Toscano e i suoi calciatori. Questo non c'è. I primi ad essere usciti dal campo proprio mortificati, perché non esistono calciatori davanti a partite di questo tipo, possono sbagliare prestazione, possono sbagliare partita, possono giocare male, ma non ci sono calciatori che non escono dal campo veramente con la delusione, con l'amarezza, col dolore, con la fitta al cuore. Non ce ne possono essere. Se dovesse capitare che il Catania passa il turno, voglio come ospite Ermanno a corner, poi ne parliamo perché non si propone come allenatore l'anno prossimo per il Catania, questo, insomma tante addirittura. Vabbè. Un po' difficile. D'altro canto è questo. Poi ci parlano di Miceli. Miceli è stato... sempre da quando è venuto a Catania un giocatore su cui è stato difficile avere sempre la stessa tipo di prestazione, no? Quello che dicevi poco fa di Gennaro. Ma io devo dire la verità, a me di Gennaro dava più sicurezza, a me personalmente. Faceva gol anche. Giocare. Faceva anche gol. Faceva anche gol, ma soprattutto leggevo anche le sue movenze che erano indirizzate ad aiutare i compagni di reparto. Sì. Dava tranquillità a tutto il reparto e questa cosa Miceli non è riuscito a farla per come in realtà l'aveva fatta a Monopoli, perché c'è da dire che viene da un anno e mezzo a Monopoli fatto di alto ritmo, però a Catania possibilmente non si è integrato al massimo o non è riuscito a esprimere il suo potenziale. Però era sostituire, come dice il mister, sostituire uno come Di Gennaro dal punto di vista anche di leadership non è facile. Per me un errore, dicono anche riguardo al risultato, è stato, o almeno di quello che si è visto durante la stagione, la coppia di Tacchio-Quaini in mezzo. Per il prossimo campionato il Catania deve prendere dei centrocampisti che abbiano anche magari più doti di palleggio, no? È quello che abbiamo detto prima, tutte le squadre, il Benevento, anche le altre squadre che sono arrivate terze, quarte, la Serenità, tutti hanno un giocatore che sa gestire i tempi di gioco, che sa rallentare, che sa dare in verticale, che si propone, che va a prendersi la palla, che ha il coraggio, no? E Catania no, il Catania ha dei giocatori bravi, ma che sono più bravi, diciamo, nell'interdizione che a proporre gioco. E questa è una squadra, secondo me, che deve vincere, che deve primeggiare, alla fine lo penalizza, perché quando devi giocare... Molti tifosi ci fanno un po' la stessa domanda. Toscano ha responsabilità? E quante ne ha? Perché che ne abbia responsabilità è ovvio l'allenatore, no? Ma sai, Toscano ha un tipo di gioco che alla fine, forse secondo me, dico il mio pensiero, non bisognava cambiarlo in quel momento specifico. Perché lui ha quel gioco, ha fatto era secondo, aveva battuto il Benevento, o no, aveva battuto la Salernitana in casa all'andata. Al ritorno poi si è perso a Benevento, però aveva fatto due belle prestazioni. Una buona prestazione aveva fatto. Ha giocato benissimo a Salerno, sebbene pareggio,
Esatto. la sconfitta di Benevento, ma una partita maiuscola. Quindi probabilmente lì c'è stato un qualche cosa che non è andato Infatti bene. tanti altri tifosi ci parlano di cortocircuito per quanto riguarda la società nelle tempistiche e nella Però scelta il paradosso, sai qual è il paradosso? Che Toscano è un allenatore che, diciamo, che bada più a non prenderle, no? Che a rischiare per fare gol. Quindi in questo tipo di finale secondo me poteva essere l'allenatore giusto, no? Perché con 2 pareggi si va avanti, certo, no? Per esempio, certo. con i pareggi si va avanti. Però c'è dicevamo delle certezze, no? Che sono crollate nell'ultima fase della stagione regolare, perché appunto 7 gol in 2 partite il Catania non li aveva mai presi. Poi non aveva mai preso gol in casa, ti ricordi? Poi è venuto l'allenatore, poi è tornato Toscano e l'ha preso in casa. Quindi lì è girato tutto, secondo me. È girato tutto anche in quel momento. Io stavo dicendo, quando si perde una partita così, è troppo facile dire la responsabilità è dell'allenatore. Ci sono una serie di concause. Io vi riportavo le domande che infatti parlavano sia di società che di allenatore. Certo, che vanno un po' ovviamente distribuite. Certo, io personalmente sarò Foti, se alleno e perdo una partita 3-0, 4-0, mi pongo delle domande, qualche dubbio mi viene, più di uno, ma anche i calciatori, perché sono dentro il campo, quindi è stata la classica giornata storta. Poi Toscano ha un suo format nel modo di giocare, ha vinto 5 campionati, non ne ha vinto uno per caso. Ma ci sono allenatori, ricordiamoci Zeman, non si staccava un attimo dal suo 4-3-3. Anche se questo portava Sarri magari a prendere 8 gol in alcune mai dal partite. suo 4-3-3. Cioè ci sono allenatori, ho fatto 2 esempi, ne potrei fare all'infinito, ci sono allenatori che hanno quel credo. E Mimmo Toscano ha avuto sempre questa filosofia di gioco. Ma voi mi insegnate che il punto non è il sistema di gioco, ma come lo assolutamente, no? assolutamente, d'accordissimo. Alla fine è quello che non si è visto nella partita con perché il sistema di gioco, qualunque sistema di gioco, ha pregi e difetti. Non esiste il sistema di gioco perfetto. Esiste però un problema, è esistito Ermanno nella partita, di un Catania che l'abbiamo visto sulle incursioni laterali, tanti giocatori, qualcuno in particolare un po' imbambolato, soprattutto quando il pallone è uscito dall'area di rigore, no? Sia nel gol del 2-0, nel gol del 3-0 soprattutto. Sì, ma tra il 2-0 e il 3-0 c'è un'occasione molto pericolosa di Damiani, sono delle incursioni su queste palle laterali, Catania che si schiacciava con tanti Possiamo vedere, lo dico per la regia, il taglio numero 5, sì, esatto, perché andiamo a vedere esattamente. Vedi tanti uomini del Catania comunque schiacciarsi, abbassarsi negli ultimi 16 metri, lavorare addirittura anche di reparto, però su questa palla in scarico, quindi su questa palla al limite dell'area, vedi un 8 contro 6 in aria, lenti a reagire, imbambolati, e su queste situazioni in scarico è la possibilità ovviamente per la qualità dei giocatori dell'Ascoli di calciare verso la porta. Questo succede con Damiani, qua su un'altra sviluppo ottimo, costruzione ottima dell'Ascoli che esce benissimo con un palla avanti, palla dietro, palla dentro, spazio per Corradini che si butta lateralmente, bravissimo Sillipo a muoversi costantemente e a tirare fuori Gherardi, più che altro tirarlo fuori completamente da quello che è un discorso difensivo della linea. Su questo passaggio in scarico non c'è praticamente marcatura su Gori, contrasto questo che viene fatto in maniera lenta, però Gori fa 1, 2, 3 tocchi, prepara la giocata, al quarto tocco calcia in porta ed è troppo libera e leggera la marcatura per l'attaccante dell'Ascoli, che trova facilmente la porta. Anche questo è un gol, così come quello di Guebré, di pregevole fattura, però il tempo e lo spazio per fare pensare il giocatore gli hanno dato i giocatori del Catania. Andiamo a vedere il taglio successivo, perché l'abbiamo detto Ermanno durante questa parte ormai lunga, più di un'ora della trasmissione, non è tanto come hai preparato la partita, ma tanto poi come reagisci alla partita, no? Perché tu la puoi preparare tentando di stare un po' più chiuso in difesa, ma poi devi provare anche a ripartire.
l'assenza totale di progressione la si vede nel prossimo tuo Come taglio. ha detto Massimiliano, secondo me Toscano l'aveva studiata per difendersi e ripartire, così come ha fatto molte volte le squadre che hanno giocato contro l'Ascoli e l'hanno messo in difficoltà. Però vedi qua, Catania che riconquista, Di Tacchio secondo me posizionato in maniera troppo vicina rispetto a Quaini, e questo non è un lavoro che deve fare un centrocampista centrale, perché in questo caso, in questa fase di sviluppo, vedendo l'alta densità dell'Ascoli in zona palla, devi come prima cosa cercare di uscire e non eseguire un controllo orientato verso il giocatore che ti passa la palla o verso la pressione avversaria. Qui si crea poi addirittura una transizione molto pericolosa, dove si crea praticamente un 2 contro 1 e l'Ascoli che stava per e ancora Pieraccini che salva. Poi la cosa che mi fa arrabbiare è che sembrano degli errori che abbiamo visto e rivisto, Marco, ma tante volte nelle situazioni delle partite del Catania. Ecco perché da questi errori non c'è stata crescita. Per me un centrocampista centrale che fa un controllo così chiuso, andandosi a chiudere in un 3 contro 1 uno spazio di campo dove praticamente non ci sono suoi compagni, e non la apre vedendo la giocata libera, perché secondo me non ha girato la testa, a differenza di come faceva Damiani. L'abbiamo visto anche in un'altra occasione ieri, no? Riguardando la partita. Ricerca sia in questa situazione che in una situazione successa, accaduta 8 minuti prima. L'unica cosa che cercava Di Tacchio era il fallo dell'avversario, cercava il contatto, arbitro che non ha fischiato uno di questi contatti mezzi e mezzi, quindi anche lì l'esperienza di un giocatore è la questione della mediana e del centrocampo, chiaramente, dove si diceva magari quel po' di qualità in più nel far andare questo pallone. La differenza tra l'Ascoli e il Catania è stata principalmente, ma in maniera lampante, il lavoro che ha fatto Corradini e Damiani, soprattutto Damiani, sia in fase di costruzione, sia in fase di sviluppo, ma sia in fase di transizione. Era un giocatore che girava la testa prima di fare una giocata almeno 3-4 volte, era un giocatore che preparava le giocate, che si posturava bene per giocare, che giocava in verticale, cosa che noi non abbiamo mai, e dico mai, visto durante tutta la stagione. Durante la stagione del Catania. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo ancora per parlare della partita di domani. Fra poco. Grazie Pippo. Qualcuno ci chiede, ci sono messaggi contrastanti, no? Anche i tifosi, è vero che in molti ormai, visto il risultato, stentano a credere chiaramente, anzi addirittura non vogliono nemmeno essere illusi, parlando nemmeno di miracolo, no? C'è qualcuno, poi leggeremo qualche altro messaggio, che invece pensa che chissà, nella vita le cose possono succedere. Ci chiedono anche, quando avete presentato questa partita, l'avete descritta come la presunta finale. Avete per caso sopravvalutato il Catania? No, diciamo... L'avevamo presentata la volta scorsa, non ce l'avate né tu né tu né tu. No, però se vai a vedere, diciamo, i bookmaker mettono... Nella classifica mettono prima Ascoli, secondo Catania, terzo Brescia, poi mettevano la Ternana, il Ravenna, Salernitana, quindi non è sbagliato dire che poteva essere questa la finale. Ma anche per le tradizioni, no? Diciamo così, il trascorso, due società che hanno fatto la Serie A tantissimi anni. L'Ascoli adesso è lontano anni dalla Serie A, più del Catania, ma l'Ascoli ha fatto tanta Serie A. Quindi sono due club storici, quindi perché no una finale anticipata? Qualche tifoso invece ci scrive: 4 gol, il Catania li può anche recuperare. Non mettiamo poi la città a confronto, Catania con Ascoli, dicono. Vabbè, non c'è paragone, vorrei che lo mandasse in onda questo messaggio. Lo facciamo perché chiaramente sono fra i pochi messaggi, ovviamente, ed è giusto che ci stia anche questo di chi magari vuole andare allo stadio per credere in quello che chiaramente in questo momento viene considerato ovviamente impossibile, considerando ciò che è successo nella partita di andata. Come è successo. E soprattutto come è successo. Secondo me la rabbia del tifoso catanese viene proprio da questo. A proposito di come, vogliamo andare a vedere che cosa succede poi nel secondo tempo, perché noi abbiamo commentato, sono stati tutti tagli fino ad ora del primo tempo. Nel secondo tempo il Catania cambia qualche cosa, anche nel modo di andare a fare i famosi accoppiamenti, no? del uomo su uomo. Cambia qualcosa, addirittura in qualche occasione, addirittura a un certo punto
arrivano le due punte con Forte e Caturano insieme, ma intanto andiamo a parlare della transizione offensiva, no? Sì. Quello che si vede all'inizio del secondo tempo. Perché si inizia a sfruttare un pochettino di più quelli che possono essere i vantaggi di una pressione molto alta. Vediamo il Catania che addirittura riconquista e si trova in una situazione secondo me analizzata di 3 contro 2 con Celli, Forte e Cicerelli in zona centrale. Ovviamente la palla in questo caso arriva a Celli, che non è proprio un rifinitore del gioco, che poteva benissimo giocarla su Cicerelli, che già era ben staccato da Curado e che poteva entrare dentro area e fare sicuramente creare una pericolosità diversa, ma decide di calciare da fuori. Forse era il primo o il secondo tiro verso la porta del Ascolana. Questa è una situazione che però si è ripresentata più volte e che il Catania ha cercato di sfruttare e che secondo me cercherà di sfruttare anche nella partita di domani, in quanto ovviamente non può e non deve aspettare l'Ascoli, perché l'Ascoli è brava, ma cercare di mettere pressione, di bloccare quelle che sono le giocate e poi nelle situazioni di errore, perché è capitato anche all'Ascoli di sbagliare in alcune situazioni, in casi di errore e di riconquista palla, essere veloce e bravo a sfruttare queste situazioni che non si è sfruttata al massimo della potenzialità però. Andiamo a vedere ancora quello che è successo poco dopo, perché si è incominciato a sfruttare con 2 punte lì davanti anche il lancio lungo, quello che l'Ascoli aveva costretto, quello a cui l'Ascoli aveva costretto il Catania, no, nella prima parte della partita, soprattutto quando Dini è andato a fare i rinvii dalla propria porta, no? Ma ci sta anche, sai, molte volte contro una pressione molto alta, se non sei sicuro di poter giocare. Però se hai qualcuno... Però guarda qua la differenza, no? Vedi Caturano e Forte praticamente molto vicini. Qualche cosa positiva l'abbiamo anche trovata, no? Sì. In questa partita così negativa. Ecco che su questa seconda palla, siccome hai grande densità, hai una maggiore possibilità di riconquistare il pallone. Jimenez e D'Ausilio che collaborano molto bene, D'Ausilio che subentrato ricerca bene Caturano che si muove in maniera ottima, ma anche Forte aveva fatto un ottimo movimento alle spalle di Curado, si crea praticamente un 2 contro 2 e bravo poi Caturano, un po' visto chiuso dalle maglie, a calciare verso la porta e comunque a iniziare a impensierire in qualche modo la difesa avversaria e mettere un pochettino di paura, perché il Catania, cioè, la cosa secondo me che poi vogliono anche spiegare i tifosi, non per forza deve fare il gioco che fa l'Ascoli, perché il gioco che fa l'Ascoli è un gioco ricercato e allenato da luglio-agosto, da quando è arrivato Tomei. Ricordiamo che il Catania è passato al 4-2-3-1 con Viali, abbiamo visto anche quelli che sono stati risultati. Non è il modulo, sistema, ho capito. Però dico, come tipologia di azione offensiva può anche, come faceva con Zeuli a tutti gli effetti, ricercare una palla lunga, però ricercare la palla lunga portando tanti uomini vicini, densi in quello che è il punto di caduta del pallone, in modo da poter essere bravi poi a vincere quella seconda palla e cercare di andare in verticale il più velocemente possibile. In questo caso l'ha fatto benissimo con le 2 punte, che devo dire forse la presenza di Forte e Caturano è stata il momento in cui l'Ascoli si è trovata molto più in difficoltà rispetto ai 90 minuti totali. Domanda per i mister in studio: secondo voi, considerando quella che è stata la partita dell'andata e la percentuale bassissima di passare il turno, forse è il caso di sorprendere l'Ascoli? Ci chiedono mettendo in campo, ne parlavamo adesso per quello che la faccio, 2 punte contemporaneamente, cioè Forte e Caturano, per intenderci. No, io sì, sicuro. Sicuro, anche perché i nostri trequartisti fino in questa fase finale hanno fatto poco. E Toscano ne ha messi prima 2, poi ne ha messi altri 2. Jimenez, tra l'altro. Sì, ma non fanno niente. Se il trequartista non ti crea superiorità numerica, ti salta l'uomo, fa l'ultimo passaggio, allora è che lo tengo a fare. Meglio che metto un altro attaccante che mi rafforza quello che è la fase offensiva. Io sicuro. Ma io credo che lo farà Toscano. Lo farà. Magari a partita in corso? No. Secondo me lo farà sin da subito. Metterà 2 in avanti. Sicuramente giocatori il più possibile offensivi, perché lo deve fare per forza. Non credo che può astenersi da una soluzione del genere. Lui sceglierà gli uomini, sceglierà 5-3-2 e mette un trequartista, lo mette mezzala e 2 punte. Cioè il sistema, le modalità non entro nel contesto, però io credo che gli attaccanti vicini in una partita come questa devono esserci. Sì, è vero. Professore Bianchetti, nell'intervallo sono sicuro che lei avrebbe messo la squadra secondo il classico 4-4-2, evitando la vendemmiata, ci dicono, ci chiedono. Ma io avrei messo
me piace, io ho giocato sempre 4-3-3, 4-4-2, no? Però non è questo, è che in quello che abbiamo visto negli schemi che abbiamo visto, che avete messo voi, si vedeva chiaro che fino all'1-0 c'era solo Ascoli. Dopo l'1-0 c'è stato un po' di reazione, difatti le linee combaciavano, e allora io dico sempre, io mi ricordo quando ero bambino nel mio quartiere, che era Ciboli, un quartiere di ragazzacci, noi eravamo presi di mira da quei ragazzi che erano più, diciamo, più di quartiere, tra virgolette, no? E allora noi abbiamo fatto un ragionamento, facevamo da piccoli, dicevo, ma perché mi devo fare dare botte da questi qua stando facendo lo scemo? Parto io. Ma cerco di darci prima un cazzotto io. E allora nel calcio, voglio dire, perché io devo aspettare che mi fanno il gol prima di reagire e di fare? Questo è un Tanto concetto, provo a darlo, è un concetto che vale per la vita. Terra, ma è così. Non è Se io devo aspettare 45 minuti per poi reagire e cercare di andare a fare il pareggio, ma io me la gioco subito. Se poi è più forte di me, è più forte di me, ma io almeno ci ho tentato. Chi ci parlava prima dei giovani diceva non parlavo di squadra giovane, ma di giocatori con fame di vincere. Ecco, questa è una cosa che qualcuno ha rimproverato ai giocatori del Catania durante questa stagione. Non è tanto il fatto di essere qualcuno un po' più in là con gli anni, ma magari poco affamato. Ma io credo che indipendentemente dall'età, che è una cosa importante perché può esserci più freschezza, può esserci, fondamentali sono le motivazioni. Un giocatore ti faccio un esempio così banale, Modric. Sì. Ma Modric a 40 tra poco anni? a 50 anni Esatto. ancora ha una motivazione che è impressionante. Allora la motivazione, poi l'età non sarà determinante. Certo, come abbiamo detto prima, in un contesto di squadra non puoi avere 10-40 anni, ma il giocatore esperto che va a miscelare e un parco giocatore un po' più giovane, più fresco, più forte atleticamente, più rapido, più scattante, più potente, quello sì, però alla base di tutto le motivazioni. Dottore Carli, mi dicono, a parte che dottore è un'esagerazione, vedo Mister Foti bene per la panchina del Catania, ormai se vi vedono tutti tranne me, giustamente, siete tutti per la panchina del Catania, invece ci auguriamo chiaramente che Toscano e i suoi facciano veramente una prova di orgoglio nella partita. Guarda, io ho una grande stima per questo tecnico e una grande ammirazione, anche per il modo con cui ha comunicato nel corso della stagione. Mai una parola fuori posto, sempre molto elegante, sempre molto attento. E ripeto, un allenatore che ha portato a casa 5 campionati non è sicuramente un caso. Questa partita è stata sbagliata da parte di tutti, dei calciatori, probabilmente anche da parte del tecnico, dello psicologo, di tutti, perché una partita che si perde 4-0 ci sono errori da parte di tutti. Sono d'accordo con Sara, io ho visto che Toscano, molti allenatori quando prendono il secondo e il terzo si siedono, significa che rinunciano. Invece lui era lì. Invece lui ha continuato sempre a fare il suo lavoro, a incitare, perché anche un gol magari sarebbe stato importante. Anche se gli sguardi, noi li notavamo anche ieri quando abbiamo rifatto la telecronaca con Ermanno, anche se gli sguardi dei giocatori, anche un po' della panchina, soprattutto all'inizio della partita, facevano capire di una squadra che si è ritrovata davanti una situazione che magari, non dico che non si aspettasse perché non è possibile nel calcio professionistico, ma cui in quel momento non sapeva come affrontare. Tamponare. Esatto, come tamponare. A proposito della parte finale della partita, c'è stata anche in un'occasione una buona ricerca, no, della punta, Ermanno. Esattamente, l'unica vera occasione del Catania. Sì, mi piace analizzarla perché in realtà ti vado a far vedere, no, secondo me, una di quelle che sono una di quelle che può essere un difetto dell'Ascoli, ok? Un punto debole dell'Ascoli. Qua vediamo un passaggio sbagliato di Noia per Gherardi, ma anche lì Gherardi molto stretto e molto vicino al compagno. Bravo Gimenez a strappare sia col sinistro che col destro sul cross. Però vedi sul cross come Rizzo comunque perde completamente la marcatura, perde completamente
chiaramente quello che è riferimento del suo marcatore, quindi in questo caso Caturano, e quella distanza era la distanza che ti avevo fatto vedere prima, no, con Curado e Cicerelli. Secondo me su questo il Catania deve un pochettino fare gioco forza, perché effettivamente né Curado ma soprattutto Rizzo non sono dei giocatori che sanno o hanno le capacità in maniera totale di gestire e mantenere quelle che possono essere la malizia, la cattiveria, la bravura dei due attaccanti del Catania. Quindi su queste situazioni il Catania deve essere un pochettino più concreto. Peccato, perché qui si poteva anche un pochettino riaprire qualche speranza per il Catania. Si era mosso benissimo Caturano, ma è ottima la palla di Gimenez. Eravamo sul 3-0, se questo pallone fosse entrato, chissà, magari in questo momento commenteremo sempre la necessità di un'impresa, ma di un'impresa e non di un miracolo. Però Marco, in realtà difensivamente cioè, dal punto di vista proprio delle marcature, di come si posizionavano, di come attaccavano le palle aeree, non mi hanno dato l'impressione di essere perfetti. Di essere perfetti loro, tu dici L'Ascoli. Perché anche il Catania non ha saputo sfruttare questa... Anche nel primo tempo, più volte sul rinvio di Dini, non sempre perfetto, sia Lagna che Curado che Rizzo non li ho visti così tanto sicuri di mettere la palla a terra o di giocarla pulita. Molte volte, per non rischiare, mettevano la palla fuori e si abbassavano, quindi anche questa potrebbe essere e deve essere per gli uomini di Toscano un'idea di dire non siamo completamente una banda rispetto a loro, perché anche loro hanno qualche difetto e non sono perfetti. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo, andiamo a dare uno sguardo a quelle che sono le probabili, con alcuni dubbi, ve lo diciamo in precedenza, e ci ritroviamo fra pochissimo. Eccoci qui di nuovo in studio, qualche altro messaggio che arriva. Un tifoso da 60 anni: non do così scontato il risultato di domani, i nostri ragazzi sono forti, lo sanno, se riusciranno a fare un 1-2 all'inizio l'Ascoli potrebbe pagare questo dazio. Leggiamo anche questi messaggi, perché ve lo dico, ne sono arrivati tantissimi, ma la maggior parte sono ovviamente già indirizzati alla prossima stagione, a quello che si è sbagliato, però c'è qualcuno che ancora prova ad essere ottimista. Ma quello che diceva prima Salvo Bianchetti, cioè se tu fai un gol nei primi 10 minuti, un quarto d'ora, e magari sul finire del primo tempo ne fai un altro, chiudi 2-0 il primo tempo, si rimette tutto in discussione. Quindi perché non crederci? Certo, sappiamo tutti che è difficile, però bisogna crederci, altrimenti la partita non ci sarebbe bisogno di anche giocarlo. Se per poi quello che si è visto non induce, o a parte il 4-0 è per come è maturato. Se si ripetono le prestazioni è logico che non c'è speranza. È chiaro, però è logico, no? Spera invece che si possano ribaltare le prestazioni. Anche qua, guardate, altri messaggi. Toscano deve mettere 11 gladiatori, 2 gol nel primo tempo e 2 nel secondo. Facile, e si va ai supplementari. Facile, sotto questo punto di vista è sicuramente facile. E vi faccio vedere invece 2 calendari, chiudiamo solo per un minuto la pagina del calcio, vi faccio vedere 2 calendari che riguardano il calcio a 5 e la pallanuoto, perché per quanto riguarda il calcio a 5 si va verso i quarti di finale, con le modifiche al calendario dei playoff pubblicati in riferimento alla pronuncia del collegio di garanzia che si esprimerà sul ricorso di Genzano contro la decisione della Corte federale d'appello dei playoff, che sono slittati e che riprenderanno a partire dal 9 di giugno. La decisione sarà presa il 5 di giugno e dunque in quel momento si conoscerà la classifica, con la Meta Catania che è sicura e da prima in classifica di giocare le eventuali gara 2, la gara 2 di sicuro e l'eventuale gara 3 in casa. Per quanto riguarda invece la pallanuoto siamo un po' più certi, qui abbiamo solo le date. Nella pallanuoto siamo certi degli scontri di semifinale che vedranno l'Equipo Orizzonte contro Rapallo. La prima gara è sabato 6 giugno e poi si gioca nuovamente a Rapallo il 15 di giugno e poi l'eventuale gara 3 il 20 di giugno. Questo per fare un po' il dettaglio anche degli altri sport che abbiamo seguito in questa stagione di preview. Andiamo a vedere quelle che sono le probabili formazioni, con tanti dubbi, vi ho detto, alcuni ballottaggi per quanto riguarda il Catania. Chiaramente è difficile interpretare
in questa fase. Innanzitutto l'opzione, ve la confermo, anche della possibilità di giocare a 2 davanti, per cui con un trequartista e due punte. Poi chiaramente i ballottaggi sono per quello che si è visto e per come stanno i giocatori. Casasola con Raimo, Di Noio con Di Tacchio, Donnarumma con Celli e lo stesso Cicerelli con Bruzzaniti. Per quanto riguarda invece l'Ascoli, ne abbiamo visto poco fa, ne abbiamo parlato poco fa della squadra bianconera, con l'ipotesi milanese nei due di centrocampo, l'ipotesi Shaqiri lì davanti al posto di Gori, anche se abbiamo visto insomma durante la partita di andata che Lito Mei in qualsiasi modo peschi, soprattutto lì davanti, può pescare bene. Quello che si è sempre detto del Catania, no? Perché poi mister, si è sempre detto questo, se metti Bruzzaniti o se metti D'Ausilio, se metti Cicerelli o se metti Menez, ricordiamo che Menez è squalificato nel Catania, per quello non era presente né nelle formazioni né nei ballottaggi. Però sono opzioni importanti che ha anche il Catania, lo ricordiamo, nonostante il 4-0 subito. Ma il Catania ha una buona rosa, no? Questo è stato sempre detto, no? C'è una buona rosa, e anche a sto punto anche l'Ascoli. Secondo me lui mette questo centravanti perché è più veloce e più contropiedista. Shaqiri, tu dici? Sì. Rispetto a una gamba diversa, è vero. Sì, questo io ho appoggia visto, come Gori, ma attacca. Ho visto delle partite e questo quando parte è velocissimo. E questo è un po' insomma le idee che abbiamo legate alle probabili formazioni. Non facile, ovviamente considerando. Sempre con 11. Su questo non ci sono dubbi. Noi spesso l'abbiamo presa la probabile formazione. Ora, oggi devo dire la verità, è molto difficile perché praticamente ieri rifinitura, anzi oggi rifinitura e ieri allenamento di scarico. È difficile, però qualcosa bisogna cambiarla, sì. Secondo me, anche per sfruttare meglio le energie nervose di chi può essere più fresco rispetto ad un altro. Io credo che senza stravolgere molto il sistema, perché una squadra è abituata a giocare con la difesa a 3, con i 4 centrocampisti, potrebbe anche esserci l'opzione di mettere uno dietro alle due punte e quindi trasformare il 3-4-2-1 con il vertice al contrario, 1 dietro più 2 avanti, ed essere un pochino, sperare di essere un po' più incisivi. Secondo me potrebbe essere un'idea per non avere uno stravolgimento che non porterebbe bene, uno stravolgimento tattico. Così all'improvviso una squadra che canonicamente ha giocato sempre con la stessa idea, stravolgere tutto non è facile. Qualche piccola modifica può invece risultare. Ad esempio, alta modifica potrebbe essere al centro della difesa la presenza di Allegretto. Potrebbe essere e ci rifacciamo a quello che dice il mister, perché se gioca Shaqiri e si dà spazio, uno come Allegretto che ha una gamba diversa rispetto a Miceli lo può contenere. Come uomini, io mi riferivo al sistema. Esatto, al sistema, lo capisco. Allegretto può essere un'alternativa a Miceli più che mai in Mi ricollego a quello che dice il mister, perché ascoltandolo ho riguardato nella mia testa un pochettino alcune situazioni, diciamo, di difficoltà del Catania. In fase di non possesso potrebbero passare a un 3-5-2 con Quaini o Di Tacchio, a seconda di chi gioca, che lavora su quel giocatore che si muove nella tre quarti. Quindi mettendo un centrocampo, abbassando Rizzo per esempio per intenderci, Rizzo Pinna o chi si muove in quello spazio là, perché far uscire il braccetto, l'abbiamo visto con Pieraccini, l'abbiamo visto con Gherardi, non sempre era facile il duello e liberava tanto spazio alle spalle. Potrebbe essere anche quello. Però vedi Ermanno, qua apriamo una... E lo sai che ti dico, non la possiamo neanche tanto aprire, perché noi potremmo andare avanti fra i messaggi che arrivano e voi che parlate anche 6 ore. Una prateria, perché? Perché se tu, per come ha giocato l'Ascoli con il 4-2-3-1, se tu c'hai un vertice basso dietro le due punte, metti in difficoltà, galleggi fra la difesa e i due mediani. Uno dei due deve andare via e lascia spazio. Quindi capito? Cioè, parlavo come aspetto di non possesso. Non c'è mai il sistema del gioco perfetto. Certo. No, pro e contro. Come si dice, la coperta è sempre corsa, no? Da qualsiasi parte la tiri. Però qualche cosa bisognerebbe fare. Almeno dici ci ho tentato. Magari mettila a 3/4, insomma, qualche cosa. Sta coperta in qualche modo la dobbiamo Il problema della seconda punta, sai qual è? Che forse non c'è in banchina poi una terza punta di livello.
E bisogna capire se c'è qualche ritorno, insomma, perché si sta valutando se c'è la possibilità di inserire nuovamente qualche giocatore che è mancato nell'ultimo periodo. Abbiamo parlato del discorso di Lunetta. Andiamo a vedere quelli che sono i direttori, il direttore di gara, che è Manedo Mazzoni di Prato, e poi gli assistenti Lauri e Macripò, il quarto ufficiale che è Striamo di Salerno, e poi ricordiamo sempre dal playoff c'è il VAR e non più l'FVS, per cui cambia un po' tutto sotto questo punto di vista, perché la richiesta viene fatta dal VAR di rivedere un'azione, non dalle panchine. Noi ci dobbiamo fermare. Grazie veramente sia a Salvo Bianchetti che a Saru Foti. Grazie a te Marco e grazie a voi tutti. Grazie veramente di cuore, l'ho detto prima, saremo andati avanti ancora un'ora a parlare con voi, se non di più. Grazie Ermanno Florio. Ciao Marco, grazie a tutti. E noi ovviamente vi diamo appuntamento con Diretta Stadio nella giornata di domani, mezz'ora prima dell'inizio della partita del Massimino. Per quanto riguarda Preview, ci rivediamo. Alla prossima.